Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso, pronto per commentarvi la 17ª giornata del campionato di Serie C2, girone A, che dovete scendere in campo, Altofonte, squadra di casa, del Palermo Futsal Club. Fischio da parte delle dirette di gara, fischietto in bocca del signor Mancuso, che guarda e fa iniziare anche il match. C'è Zangara, una rapida molto interessante, Zangara! E infatti il proprio risultato 1-0, l'esultanza di Restivo Zangara che sblocca la partita per 3 minuti. Restivo salta tutti, Restivo, poi Gennaro, Restivo ancora! E la palla sul secondo palo! Ed è 2-0 dopo soltanto 5 minuti. Amici, Catania finta con la suola, poi perde il pallone, Zangara, cade la bocca, poi ancora Zangara! Ed è 3-0, sta succedendo di tutto oggi. Ma dichiara palla che passa per Franco, poi inizia, e ancora misurata, cosa ha preso? Poi sbaglia qui Pasta, scivolata di dichiara ancora! Finte su Pasta, poi palla imbucata per Nicchia, misurata ancora, poi Franco è sempre misurata, è molto lunga di Pisani, forse un po' troppo, Pisani! E la palla in porta, non importa che la rincorsa sia un po' troppo lunga, va bene per Antonio Pisani che fa 3-1. Palla dentro, Gennaro vuole girarsi, Gennaro! Come la mette Gennaro? L'esultanza! Quasi a scrollarsi di dosso, un po' la pressione, adesso Melville l'aggancia, Melville! Come la mette Melville? E fa 4-2, sì, non so come. Bagno al pioppo, ovvero Ventimiglia, veloce, velocissimo, Franco! Misurata ancora! Cosa ha preso? Dentro per Zangara, ancora dietro, Restivo! Non ha calciato male, però forse si aspettava anche un ingresso al secondo palo di Melville, che però non è arrivato bene. Si apre contro la porta, mette dentro verso Di Chiara, Melville, poi la dichiara! E leva sempre la porta, la prende sempre Di Chiara. Pacchi, lì c'è lo schema per Franco, palo ancora! Buona giocata, secondo il pallone, palla che passa, Pisani, ancora Pisani, attenzione! Ancora Pisani! La mette delle Pisani che non può arrivare! E sta 4-4, l'ha presa Pisani, l'ha presa, e come se l'ha presa? Ha attaccato il secondo palo perché era quella. Nicchia, salta la Nicchia, misurata! E fermo Calì. Ma Barranca! Alla grande per Castelloso! Ancora, e 5-4! Smentirà. Va, Gennaro, misurato, poi non arriva di Chiara! E poi fischietto in bocca, qui bisogna fischio e vince l'Altofonte con il risultato di 5-4, una bellissima partita vinta con il tiro finale, il tiro libero di Barranca, poi calciato in porta da Castellese.